Alida Massarotto cosa l'ha spinta a candidarsi? Tra tutte le risposte che potrei dare, la più sincera è perché credo nella lista che rappresento, credo nei programmi che porta avanti e credo soprattutto nelle persone che la compongono. Orsago Paese Attivo è una lista civica, non è supportata da nessun partito politico e porta le sue idee avanti indipendentemente. È una lista che parla di politica nel senso puro della parola, nel senso di lavorare per il bene e per il benessere della gente del proprio paese, nel senso che parla di famiglia. Parlare di politica significa parlare di famiglia, parlare di lavoro, parlare di cultura, parlare di ambiente, di tutte quelle attività che fanno parte della vita di ogni cittadino. Parlare di politica per Orsago Paese Attivo vuol dire parlare di partecipazione e questo è fondamentale per noi. Il dialogo, il confronto e la partecipazione sono fondamentali per questa lista. Quali sono i punti salienti del suo programma elettorale? Il nostro programma elettorale, il programma elettorale di Orsago Paese Attivo, un programma nato dal confronto e dal dialogo e che viene riassunto nel motto che abbiamo adottato, che è prendiamoci cura di Orsago. Prendersi cura vuol dire anche dare nuova vita al patrimonio che Orsago ha già, come per esempio il luogo in cui ci troviamo, che è il Parco dello Scautismo, un luogo creato più di 40 anni fa e nonostante tutto risponde ancora a criteri di modernità e di sicurezza. Abbiamo la vecchia biblioteca, il palazzo in piazza Oberdan, che vorremmo fosse recuperato per essere destinato alle associazioni e ai giovani. Vorremmo completare la rete fognaria che a Orsago non serve tutto il paese e abbandonare il vecchio depuratore, e questa è solo una parte dei programmi che noi abbiamo.